Sono addirittura d'arrivo a Cicagna i lavori di ripristino del tetto della palestra comunale. Con una spesa di oltre 100.000 euro è stata ripristinata la copertura danneggiata dall'ondata di maltempo dell'autunno scorso. Entro l'inizio dell'anno scolastico l'intervento sarà concluso per permettere l'utilizzo della struttura agli alunni del comprensivo. In autunno partiranno anche i lavori di rifacimento degli asfalti e di parte dell'impianto di illuminazione cittadino, a disposizione in questo caso un finanziamento complessivo di 100.000 euro. Entro fine agosto, infine, una volta sciolto il nodo del leasing delle attrezzature presenti all'interno, sarà pronto il bando per l'affidamento della gestione dell'altra palestra di proprietà del comune che sorge a fianco alla piscina. Ci stiamo lavorando, penso che i primi mesi dell'autunno partirà il bando e ci sarà l'apertura tanto attesa dopo il fallimento che c'è stato della società che aveva in gestione. E per una realtà sportiva che dovrebbe ritornare fruibile in autunno, un'altra sta diventando un punto di riferimento per la popolazione locale. Inaugurato a maggio, il Parco Cavagnari mette a disposizione diversi spazi per praticare tennis, pallavolo e volley, ma non solo. Un'area parco con giochi per i più piccini. Dopo tanto tempo il primo centro tennis gestito dalla Polisportiva Val Fontana Buona di Cicagna. Ora si organizzano corsi di tennis sempre per adulti e per piccoli, e nel circolo, il centro sportivo del CSI, affiliato al CSI, si organizzano feste di compleanni, abbiamo partite di calcetto e poi vabbè, lezioni sempre di tennis. È un punto di aggregazione sia per grandi che per piccini.